No, Vlahovic è più forte, Vlahovic. E poi Osimhen sì è forte, ma insomma Vlahovic è un'altra cosa. E poi io preferisco vincere 4-3 invece che 1-0. Quindi insomma, amici belli, io sto studiando, però aspettiamo ancora l'ufficialità, Poi facciamo un video approfondito su Igor Tudor, che sembra vicinissimo, almeno dalle notizie a me che arrivano in differita col diverso fuso orario. Possiamo fare un recap della 12ª giornata al completo per capire questa Serie A, ma questa Serie A si può ancora recuperare con Igor Tudor, con Tudor Igor, senza di lui. Andiamo a scoprirlo insieme. No, veramente voglio capire, perché se avevamo detto che l'Inter faceva un campionato a parte e poi vediamo la Juventus sta lì a un paio di punti dietro, dobbiamo capire questa cosa. La verità è che hanno creato un mini solco loro due e pare che se la giocano tra poco, c'è proprio la loro partita. Benvenuto Giovanni Moccero o Moccero, non posso saperlo. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti che hanno deciso di cliccare anche su questo video, sui video precedenti. Lasciate i like, è un'abitudine della casa. Per darmi una soddisfazione personale, il video gira di più, noi cresciamo piano piano, ma cresciamo. L'obiettivo è sempre questo qua. Noi abbiamo superato tutto sport, che era l'obiettivo sfizioso che ci aveva chiesto anche Guido Gentile. Adesso puntiamo libero, si può fare. Se vi iscrivete al canale superiamo la tiratura di libero e mi sembra il minimo sindacale. Andiamo a vedere che è successo in questa 12ª giornata della Serie A, del campionato del gioco del calcio. Mettiamo un attimo da parte Tudor, però ci ritorniamo perché è importante capire delle cose. Poi magari mentre io sto dormendo lo annunciano ufficialmente, oppure si torna indietro e si conferma. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Voi mi fate sapere nei commenti, il mio telefono impazzirà e appena poi mi sveglio facciamo un altro contenuto, nel caso ad hoc, con un'analisi tattica. Noi ci spostiamo nella zona delle partite per vedere un po' che è successo. Voglio conservarmi Lecce Milan per la fine del video, se non vi dispiace, perché vorrei dire una cosa e non riguarda nemmeno nello specifico. Sì, parleremo anche del gol annullato a Piccoli, però c'è un'altra cosa che secondo me che è successa, che è più grave, a cui io tengo moltissimo. Ma prima di vedere tutte le partite nello specifico, il mio sfizio personale di vedere max XG e minimo XG. Questa volta il massimo XG lo fa l'Inter con questo 3.28 e il minimo XG è della Roma con 0,32. Il derby romano è stato veramente deludente a livello di occasioni, ha fatto qualcosina in più la Lazio, ma parliamo proprio di qualcosina. Nello specifico c'è una cosa ancora più sfiziosa che forse ho messo in locandina. Abbiamo il minimo XG probabilmente storico da quando si prendono i dati su questa statistica, perché il gol di Di Marco ce lo portano, guardate com'è piccolino la stellina, ce lo portano a 0.01 e alcuni siti portano addirittura 0.0005. Quindi praticamente in quanti ci hanno provato da lì, qualcuno ci dovrà aver provato, e quindi mi ricordo per esempio anche il gol di Florenzi, se non sbaglio, contro il Barcellona, ma insomma una percentuale di riuscita di questo gol bassissima. Quindi l'Inter che crea 3.28 senza considerare il gol di Di Marco. Ovviamente il rigore fa la sua importanza e ci sono state un paio di situazioni clamorose non sfruttate, ma ci arriviamo con calma. Volevo parlarvi del minimo XG storico e forse uno dei maggiori XG invece storici, che lo fa la Juve, che raggiunge 3.04. Ma come lo raggiunge questo 3.04? Perché poi l'XG freddo da solo non significa niente. Nell'occasione del gol di Rugani il gol vale 0.097, cioè era impossibile sbagliare quel gol perché gli rimbalza due volte, ma all'interno proprio del gol non c'è solamente l'appoggiare di petto quasi insomma, con altri muscoli la palla, ma anche lui stesso si fa l'assist, e quindi other body part, vedete, non è né di testa né di sinistro né di destro, quindi di petto, di pancia, e già lì, non avendo nessuno davanti, era 0,68. Quindi in una sola occasione la Juventus fa praticamente
quasi 1,60, 1,70 di XG con un'occasione solo. Qui già dovevano fare 2 gol solamente con l'occasione di Rugani. Vi renderete conto che i numeri sono sfiziosi, ci fanno capire delle cose, ci fanno capire i presupposti, ma vanno letti, che altrimenti se li facciamo freddi i numeri ti rimangono sullo stomaco. Allora andiamo veloce nel recap di tutte le partite. La Salernitana strappa un punto a Sassuolo, però guardando gli highlights onestamente il Sassuolo meritava qualcosina in più, tant'è vero che riescono a fare un 2.47, quindi si conferma questa sensazione e vediamo anche 29 tiri totali, 9 tiri in porta, un gran possesso palla, un numero di passaggi elevato. Insomma, il Sassuolo meritava molto di più e segnaliamo che prendono il gol dai i cuenesi della Salernitana con la loro difesa altissima. Il Sassuolo è una squadra che è piacevole da vedere perché si prende anche dei rischi e quindi arriva il gol di cuenesi. Segnaliamo almeno 4 miracoli di Ochoa. Io mentre parlo poi vi possono comparire delle immagini che sono della sorta di copertine che voglio dedicare alle singole partite. Ne segnalo almeno 4. È uno di quelli perché ci sono stati moltissimi potenziali gol, praticamente situazione uguale per posizione a quello che ha mancato Kvara, e poi ce la siamo presi con Kvara e là devi fare gol. E guardate quanti ne usciranno, fate la conta di tutte le partite di quanti screenshot e frame possiamo vedere di azioni molto simili che non sono andate in porto, e una è proprio l'occasione per Castiglieco che Ochoa para bene. Poi arriva anche il gol di Dia, quindi la Salernitana che va in doppio vantaggio, ma in stato di grazia Thorstvedt, dopo aver segnato insomma nell'ultima giornata, segna doppietta in questa. Ma segnaliamo anche un palo di Pinamonti, un altro credo di Mulattieri. Insomma, Salernitana brava con Ochoa, perché Ochoa è il portiere che sappiamo, anche fortunata. Insomma, qua graffignata un punticino e ne ha persi 2 il Sassuolo. Genoa-Verona mi permetto di dire molto meno entusiasmante, un certo equilibrio a livello di possesso palla, non tanti passaggi. Alla fine il Genoa crea di più come tiri in porta e il gol arriva però da un difensore, arriva da Dragusin, un bellissimo colpo al volo ed è il suo primo gol in Serie A. Poi c'è anche un palo di Ekuban, ma il palo lo prende anche Terracciano del Verona, e nel finalissimo c'è un colpo di testa di Juric che viene parato da Martinez, e credo che sia lui che guadagni la copertina di questa partita, perché si parla spesso, no, dei portieri che si esaltano quando prendono molti tiri. Facciamo un esempio: Falcone, un altro che prende parecchi tiri è ovviamente Ochoa, lo stesso di Gregorio. A noi ci piace Palladino, ma anche Palladino deve fare una crescita a livello di fase difensiva, perché prendono parecchi tiri e quindi si esaltano questi portieri. Invece il portiere che riesce a fare quell'unica parata importante, perché alla fine ti tiri in porta 1 per il Verona, risultano decisivi, 3 punti d'oro per il Genoa. Il Verona sempre più inguaiato. Schippo il Lecce, ne voglio parlare alla fine, e andiamo a Juventus Cagliari. Ancora una volta di cortomuso, cioè con un solo gol di scarto. Juventus che alla fine confeziona 4 tiri in porta, parecchi tiri totali. Mi sono scritto di un Chiesa un po' impreciso, un po' un Chiesa che ci ha provato diverse volte ma non ha inquadrato la porta, ed è la partita proprio preferita di Allegri. Addirittura segnano 2 difensori, ma al di là della casualità di questa cosa, noi segnaliamo ancora una volta gli specialisti che sono quelli come la Juventus per esempio aveva Quadrado, che era una specialista del cross. Abbiamo rivisto l'altro specialista del cross sull'altra fascia, che è Kostic, che sta in grandissima forma e sta in crescendo, e con il suo piede crea la maggior parte dei pericoli per quanto riguarda la Juve. Però arriva accorcia le distanze Dossena, e dobbiamo anche dire che prende un palo nel finale, altrimenti sarebbe stata una catastrofe al pari quasi di quella di Lecce Milan, solo che la Juventus era in casa. Però ovviamente ai tifosi, finché arriva, ai tifosi specialmente loro, perché poi noi invece ci lamentiamo anche quando vinciamo, però finché arrivano le vittorie, adesso non si parla più di Allegri, non si sente molto più parlare del fatto che convinca il bel gioco o meno. Stanno lì a un tiro di schioppo dall'Inter e va bene a tutti, hanno la possibilità
e la capacità e il DNA di vincere così, squadra che non ha il fastidio di una Conference, che non ha il fastidio di un'Europa League, riverseranno tutte le loro energie sul campionato e quindi sono molto temibili e l'Inter deve stare attento. Per quanto riguarda Monza-Torino, io mi ripeto quello che avevo detto un paio di video fa. Ecco perché dovete seguirmi con costanza anche sui video dei recap, perché poi sono delle idee che devono tornare utili anche per il mercato. Colpani e Kvara Mancino, Colpani e Kvara dall'altra parte. Fa delle cose che al di là del gol, insomma, c'ha una facilità c'ha corsa, c'ha dribbling, c'ha personalità, adesso ci fa vedere anche il cross di esterno, ci sta facendo vedere tutti quei colpi che ci ha fatto vedere Kvara nel primo anno. Abbiamo detto, ma questo chi è? Da dove è uscito? Perché ce ne siamo accorti solamente noi e gli altri no? E invece qualcun altro se n'era accorto ma non ci aveva creduto fino in fondo. Bene, temo sia troppo tardi, perché Colpani sta facendo vedere queste cose non in Georgia, non in Russia e non in un campionato minore, ma le sta facendo vedere in Serie A. Quindi non me ne sono accorto solo io, non ve ne siete accorti solamente voi che amate il bel calcio e i gesti tecnici, se ne saranno accorti tutti, e quindi è forse un po' tardi. Se Napoli riuscisse a piazzare questo colpo, il colpo Colpani, veramente io sono innamoratissimo di Colpani, che recupera una partita che era stata sbloccata da Ilic su assist di Zapata. Zapata aveva fatto anche uno sfondamento nel primo tempo che aveva portato al gol di Rodriguez, una botta sotto la traversa, anche lui bellissimo, però annullato per fallo praticamente su Caldirola. E Colpani, la coppia Palladino-Colpani, e si vola proprio. Io, lo sapete, non mi espongo mai finché non sono sicuro di quello che è il potenziale, ecco, di un giocatore. Colpani ti riconcilia proprio con il calcio, onestamente. Napoli-Empoli, stenderei il velo pietoso, perché per evitare di farci di nuovo il sangue amaro. L'abbiamo analizzata bene e ringrazio tutti quelli che hanno avuto lo stomaco di guardarsi il video di ieri. E arriva uno stop per il Bologna che non perde mai e non perdeva da tempi immemori, e una Fiorentina che invece veniva da 3 sconfitte consecutive. Se non sbaglio, l'ultima vittoria l'avevano fatta con noi. Dopo la vittoria con noi ovviamente ci si può rilassare, arrivano le sconfitte, le partite storte. In questo caso arriva la vittoria della Fiorentina contro Bologna, che però non è stato domo, nel senso, Bologna che ha creato delle difficoltà fino alla fine, molto equilibrio come vedete tra i tiri totali, anche quelli in porta, ma più possesso palla per il Bologna. Queste sono poi le cose che ti fa strano, no? Tu ti sei convinto di una cosa, il maestro italiano, il possesso palla, le occasioni che crea. Italiano quest'anno ha delle statistiche molto differenti rispetto a quelle dell'anno scorso, continua a prendere dei gol magari evitabili, però sta cambiando parecchio. Se voi andate a vedere sugli XG della Fiorentina, e questo è interessante, voi prendete la classifica sugli XG, vedete che l'Inter è davanti a tutti, subito dopo c'è il Napoli secondo in classifica per occasioni create, ma alla fine meno 0,18 vuol dire che noi segniamo bene o male i gol che creiamo, quindi non c'è niente di straordinario. La Juve segna un po' meno di quello che crea, altro dato che sembra pazzesco, ma come Allegri non gioca tutto in difesa e invece qualcosa la creano in contropiede, la creano perché stanno magari in blocco difensivo e poi quando si riversano tutti con fisicità e velocità trovano squadre magari scoperte e quindi creano un XG più alto. Ma c'è da segnalare che segnano meno di quello che creano, a differenza proprio della Fiorentina, che vedete con praticamente 7 gol in più fatti rispetto a quello che hanno creato come presupposto. Vuol dire, come capitava per la Salernitana l'anno scorso con Dia e Candreva che segnavano i gol impossibili, che hanno segnato gol difficili, che ci sono stati anche momenti individuali importanti più che forcing e tantissime occasioni dove poi pieghi l'avversario, cosa che più o meno sta facendo l'Inter quest'anno. Quindi questo lo dico a De Laurentiis, che magari sta pensando al traghetto coi remi per poi prendere Italiano l'anno prossimo. A me convince di più Motta, volendo dire, se vogliamo escludere Palladino e gli altri nomi di cui si fa, Lopetegui per esempio, mi sto convincendo che Lopetegui poteva essere una bella operazione. Mi convince di più Motta che Italiano. L'ho detta,
poi ognuno faccia di questa informazione quello che vuole, e non è una sconfitta che mi fa cambiare idea. Bonaventura fa un gol ecco, parlando dei gol impossibili, è tutto girato, tutto storto, e riesce a metterla sotto la traversa, un gol pazzesco. Zirkzee sul rigore e Nico Gonzalez sul rigore. Il paragone con Bonaventura, mentre abbiamo detto col Panic Vara, faccio un paragone un po' più romantico per Bonaventura e mi allargo. Bonaventura è Savicevic, fa dei gol alla Savicevic, è qualcosa di impossibile. C'è stato anche un gol di Orsolini, ma era in fuorigioco, e un'occasione finale per Ferguson dove Terracciano la parata la fa. Quindi arriva la sconfitta per il Bologna, ma non perdo fiducia nelle capacità di Thiago Motta, che ricordiamo non ha una squadra pazzesca e ha anche parecchi infortuni che sta gestendo. Interessante, sempre più interessante. Udinese-Atalanta ovviamente ci interessa moltissimo, perché dopo la sosta, la famosa sosta che poi non è sosta perché vanno in nazionale e continuano ad andare a 1000 i giocatori, l'Atalanta la recupera sullo scadere. Andiamo a vedere gli XG di questa partita. Ancora una volta, e voglio sottolinearlo perché l'Udinese non sta messa benissimo in classifica, però continua a creare parecchi XG. L'Udinese dovrebbe stare a metà classifica per quello che ha creato, non crea però occasioni. L'Udinese lì crea queste occasioni di fisicità, di grande velocità, di assalto, non con grandissima tecnica, e non vedono tantissimo la porta, tant'è vero che hanno l'opportunità di andare in vantaggio con un rigore. Success purtroppo rincorsa, si ferma, continua così, spiazza il portiere ma la manda sul palo, ed è simbolico tutto ciò. Quindi l'XG dell'Udinese in questo caso è anche influenzato dal rigore che sbaglia. Però fa notizia che l'Atalanta crea solo 0,58 onestamente, e quindi attenzione attenzione a non sottovalutare, perché l'Atalanta è una squadra che più che creare, vedete come XG sono dietro alla Roma, al Monza, è una squadra che ti fa creare poco. Vedete gli XG contro: Inter ti fa creare poco, la Juve ti fa creare poco perché si mettono a blocco, l'Atalanta è terza e poi c'è il Napoli. Di conseguenza sarà probabilmente complicato creare grattacapo. Oltretutto ragazzi, adesso noi dobbiamo parlare di tutto un altro tipo di gioco. Non sappiamo Tudor che tipo di gioco viene a fare, se viene a giocare all'arma bianca o se ci giochiamo 1 contro 1 e facciamo un Tudor Gasperini, una partita alla Juric. Veramente è una rivoluzione, e dovete iscrivervi al canale perché io andrò ai matti per fare le analisi di questo nuovo calcio Napoli. Dobbiamo vedere, non è detto, può essere anche che Tudor trova il materiale umano per fare un calcio arioso e comunque di grande possesso e di grande dominio. Non è detto, perché io apro questa parentesi che vi avevo detto si sarebbe parlato di Tudor. Igor Tudor o va a Bergamo a vincere e convincere, oppure deve scappare via da Napoli immediatamente. Qua non si fanno prigionieri, occhio pure a te. Questo è il tenore di Napoli Twitter. Ora, questo io sono nuovo su Twitter, su X, sono assolutamente nuovo, non conosco le dinamiche, vedo insomma la gente parla dietro dei nickname anche simpatici e divertenti, è difficile che si espongono mettendoci la faccia, ci sono sempre dei meme, però sono sempre molto violenti i tifosi che parlano del Napoli, e hanno anche un certo seguito. Cioè, questo tweet fatto ieri 8.000 persone l'hanno visto. Di conseguenza questo è il tenore di vita, lo sappiano gli allenatori che arrivano. Poi noi non ci dobbiamo spaventare, alle volte noi, sai, nella nostra oasi di community più equilibrata non ci rendiamo nemmeno conto, ma questo è il tenore di vita, questo non è nemmeno arrivato e già te ne devi scappare. Se non vinci e convinci, te ne devi scappare. Ci rendiamo conto che è veramente difficile, ci rendiamo ancora più conto di quello che è riuscito a fare Spalletti, veramente qualcosa di irripetibile, veramente qualcosa di irripetibile. Quindi prima di giudicare almeno guardiamo una partita, non dico di andare nel profondo e di analizzare la prestazione al di là del risultato, ma almeno a volim verena fatende partite. Non ce la possiamo fare. Insomma, altra traversa per Samardžić, chissà dove andrà a finire a gennaio, perché si parlava di Juventus, hanno bisogno di un centrocampista, diventa veramente duro. Ma l'Udinese, se si leva pure Samardžić, diventa difficile la classifica. Stanno qui a 11 punti, se il Cagliari ne vince una ti risucchia,
attenzione. Però come XG vedete che scalano qualcosina, perché hanno creato qualcosina, ed è forse la squadra che ha creato di più segnando di meno. Avrebbero dovuto fare almeno 9 gol in più. Questo per quanto riguarda i video precedenti, lo diceva, l'Udinese crea. Caspita se crea. Lazio-Roma di una noia mortale dopo il gol annullato a Cristante per fuorigioco. Io mi sono giusto segnato il palo di Luis Alberto, bellissimo balisticamente, veramente bello da vedere. E poi un po' più Lazio mi sono segnato, c'è stato qualche parata di Rui Patricio. Sapete, non è un portiere che amo, però ha dovuto fare una parata non difficilissima, insomma, su Vesino. Un'altra mezza occasione per la Lazio. Leggiamo insieme 2 tiri in porta per la Lazio, 1 per la Roma, 7-8 tiri in porta totali, possesso palla equilibrato, pochi passaggi per la Lazio. Dove sta il dominio di Sarri che prende il pallone e non te la fa vedere mai? Più passaggi per la Roma addirittura, 12-13 falli, XG tra i più bassi di giornata. Veramente è stato un derby, mentre contemporaneamente c'era Chelsea-Manchester City, che non vi dico nemmeno. Anzi, ve lo dico, visto che noi siamo sempre si parla solo dell'Italia, si parla solo del Napoli, io piano piano mi allargo e si può parlare anche di difese squilibrate e di poco tatticismo, quello che volete voi, però io credo che una partita del genere sia divertente, 4-4 con 3-47 e 3-19 di XG. Poi se preferiamo lo 0-0 romanesco e laziale, vedete un po' voi. L'Inter liquida la pratica del Frosinone con un gol allo scadere del primo tempo e il gol poi all'inizio del secondo, creando tutto intorno dei presupposti. Ovviamente 6 tiri in porta, 21 tiri totali, continua questo dominio, ma adesso lo vediamo il dato dei tiri, perché il Napoli sta sempre in vantaggio, paradossalmente. Il Frosinone però gioca a pallone, te lo fa un po' di possesso palla in faccia, anche con coraggio, più passaggi, però l'Inter è letale. E vabbè, il gol di Di Marco la dice tutto. Potete scrivere voi nei commenti, secondo voi voleva grossare o meno, perché lui ha detto no, io volevo proprio tirare, l'ho visto fuori dai pali. Beh, sicuramente un gol bello, lo devi fare, lo devi sempre fare. E poi il rigore di Çalhanoğlu, che se non mi sbaglio siamo 11 su 11, quindi un vero e proprio specialista. A proposito degli specialisti, rigore che però onestamente, riguardando, si vede molto chiaramente, è un rigore grigio, perché si può sempre dire che il contatto c'è e a termini di regolamento il contatto c'è, però secondo me è Thuram che dà il calcetto, che si muove un po' innaturalmente, si era chiuso in una zona dove col sinistro probabilmente per lui era più difficile tirare. Qua ho sentito vedo che lui già sta, perché il difensore del Frosinone già sta a terra, è facile prendere il contatto e si prende il rigore, che poi Çalhanoğlu farà per chiudere la partita. Un palo di Khedira ci sarà, ma quello che veramente è successo di clamoroso è stato tra Lecce e Milan, perché il Milan è in vantaggio con Giroud, Theo Hernandez e vabbè, Reindiers che finalmente si sblocca e prende anche un palo, quindi Milan poteva stare 3-0 al primo tempo. Si è giocato solo a una porta, ma quando dico si è giocato solo a una porta, nel senso che quando poi cambio campo nel secondo tempo si è giocato nella stessa porta e tutte le occasioni le ha avute il Lecce, poca roba per Falcone. Prima si sblocca con Sansone, che poi farà anche l'assist per Banda, e su questo io vi devo far vedere anche un mezzo videetto, ve lo metto da qualche parte. Bisogna regolare queste cose dall'interno, devono farlo i compagni, devono farlo gli allenatori, dovrebbero farlo anche i tifosi. Quando tu, Theo Hernandez, per un fallo che probabilmente non c'è nulla, tant'è vero che tu chiedi all'arbitro, indichi il fallo, il punto dove ci sarebbe stato questo contatto, e l'arbitro sta lì a 1 metro e ti dice niente, così, e tu preferisci rimanere a terra e rotolarti quando non c'è nessun tipo di infortunio, finché non arriva il gol e poi ti devi alzare. Io penso che debba partire dai tifosi di ognuna delle squadre che poi hanno dei personaggi del genere in campo. E noi, se vediamo che Kvara si rotola un po' troppo, lo stiamo cominciando a dire. Quindi se partisse dai tifosi di ogni squadra, prendiamocela con i nostri,
cerchiamo di vedere un pochino più di calcio e meno simulazioni, meno cose che del calcio non hanno proprio, col calcio non hanno proprio nulla a che fare. Quindi arriva anche il palo, anche un palo per Sansone, e poi arriva il gol di Piccoli, dove apriti cielo, il pestone c'è, ma in questo caso, a differenza di Teo Hernandez, Ciao si rende conto, prende il pestone, cade perché distinto, senti il contatto, cade, ma ti rendi anche conto che non è abbastanza per chiedere il fallo, perché si rialza subito, prendono il gol e non protesta nemmeno. Non c'è stata quella cosa vibrante che di solito si fa, dice guarda c'è stato un fallo evidente che te lo sei perso, vai a vedere al VAR, c'è il chiaro ed evidente errore perché questo si è preso un vantaggio su di me. Il vantaggio Piccoli lo avrà anche perché in quella frazione di secondo in cui Ciao è a terra, ma a terra non ci dovevi nemmeno finire, perché il contatto esiste, lo vediamo in tutte le zone del campo. E se cominciamo a chiamare il pestone quando fa male, quando ti stai girando, e quello si è rialzato subito, mi è sembrato un attimino non così chiaro ed evidente da far intervenire un VAR e far annullare un gol pazzesco che a dire del telecronista inglese, perché io poi guardo anche gli highlight della Paramount in inglese, mi parlava di esonero di Pioli. Dice Pioli disperato, Pioli che non protesta. Il Milan che non protesta vuol dire che non c'era proprio niente su cui protestare. E mi parlava di Pioli esonerato. Ora, che sono le sliding doors? Le sliding doors sono che col Napoli allo stadio Maradona Kovalenko fa un gol incredibile e porta probabilmente all'esonero di Garcia. Non so se un pareggio 0-0 avrebbe portato all'esonero di Garcia. Il gol di Piccoli avrebbe invece potuto portare all'esonero di Pioli e non lo porta all'esonero di Pioli. Il Milan sta attraversando un periodo molto molto delicato, al pari del Napoli se non peggio. Queste sono le sliding doors. Quindi nell'analisi di tutto e dei numeri spiccioli dobbiamo aggiungerci anche questo: le situazioni imponderabili che molto spesso indirizzano una stagione. Il miglior portiere di giornata è Berisha, non c'è dubbio. Gol fatti il Napoli è secondo, gol concessi ne abbiamo concessi un po' troppo. Big chance, siamo terzi. Big chance mancate è la Juve che spreca, come vi dicevo prima. Non siamo primi sui pali e traverse, Frosinone e Lazio di più. Carte nere gialle, manco a parlare, dobbiamo cliccare per trovare il Napoli al 14° posto. Possesso palla, il Napoli è primo e non c'era dubbio, nonostante Garcia sia un ciuccio, tutto quello che volete voi. Accuratezza dei passaggi, il Napoli è primo, ma il calcio d'italiano come volete voi. Garcia è un ciuccio. Palle lunghe, accurate, cioè che arrivano in porta, il Napoli è quarto. Calcio d'italiano fa molte più palle lunghe, quasi al pari dell'Inter. Sui cross ovviamente l'Inter, l'Atalanta e la Juventus la fanno da padrone perché sono specializzati in questo. Sui tiri il Napoli ne fa 18.5 di me, più dell'Inter. Ma poi non prendiamo la porta. Tiri in porta 6.2 per il Napoli, 5.1 e anche i portieri avversari ci mettono la loro. Sui dribbling secondi, e questa è la cosa più assurda, i contrasti. Questo è quello che non mi aspettavo assolutamente. Il Napoli primo in classifica in Italia per contrasti, 17.8. Poi c'è l'Empoli, poi c'è il Bologna, poi c'è il Genoa, poi c'è la Roma. Squadre, l'Empoli che deve lottare ovviamente, fa partita di difesa e contropiede. Il Bologna squadra tosta, il Genoa squadra tosta, la Roma squadra tosta, Fiorentina. I contrasti. Primi sui corner, non siamo primi sui falli, ma questa volta non siamo neanche ultimi. Di solito siamo gli ultimi sui falli. Il Frosinone e il Sassuolo fanno meno falli di noi. È sui clean sheet che siamo un pochino inguaiati, perché la porta è inviolata solamente 4 volte. Insomma, amici bellini, noi ci teniamo in contatto. Se siete arrivati fino alla fine del video siete veramente i miei eroi, perché è una sorta di mini live senza interazione, perché parto a parlare di calcio, mi diverto moltissimo e spero vi piaccia sentire il racconto dall'altra parte dell'oceano. Se avete guardato fino in fondo, sotto lasciate un emoji del sushi, lasciate l'emoji del sushi, scrivete salmone, dovrebbe uscire l'emoji del sushi, così io capisco, gli altri non capiscono, quindi è una cosa tra di noi, tra me e i miei eroi che guardano tutto il video. Lasciate l'emoticon del sushi perché il salmone è importante, e questo lo scoprirete chi poi mi seguirà dall'altra parte, che c'è una cosa sfiziosa che devo fare col salmone. A breve vengo a Napoli e ci teniamo aggiornati. Dobbiamo capire sto fatto di Tudor e studiamo, mi raccomando. Se non vinci e convinci con Atalanta, ma pure col Real Madrid, ma per forza così te ne devi andare immediatamente, subito. Caccia Tudor out.
di una vita che